stiamo inaugurando in qualche modo, anche se poi a dire il vero l'attività era già iniziata un po' di tempo fa, un punto importantissimo in un posto importante. Per questo ringrazio anche l'amministrazione comunale che ha fortemente voluto questa cosa e ci ha aiutato anche nell'organizzare questa inaugurazione. Ma perché è importante? Perché con l'andare del tempo, quello che una volta c'era anche per la popolazione maschile in particolare, che era la visita di leva, che ci aiutava in qualche modo a fare attività di prevenzione, potrà essere sostituita nella società da quello che è oggi un'attività importantissima, che è l'attività sportiva, ma non solo l'attività sportiva, tutto quello che è collegato a nuovi stili di vita, perché quello che è qua dovremo cercare di incastonarlo sempre di più in un nuovo modo di vivere, che è più legato a mangiare bene, a educare il proprio corpo a star meglio, perché questa sarà la grande sfida del futuro, sarà quella di non ammalarsi, non quella di ammalarsi ed essere curati. La prima cosa che ho voluto in questi nuovi spazi di attività motoria è il logo che noi abbiamo pensato per questa nostra attività, dove c'è scritto appunto il nostro impegno soprattutto per la salute dei ragazzi. Noi vogliamo primariamente valutare dei ragazzi che non abbiano problematiche correlate anche al fatto che comunque loro ci chiedono un certificato per fare attività sportiva. Al secondo punto abbiamo messo lo sport, perché comunque l'attività motoria ormai è patrimonio comune che fa bene, e al terzo punto abbiamo messo una corretta nutrizione. La corretta nutrizione che è importante e sarà, come anticipava il direttore generale, la sfida del futuro. Lo sport è quel pezzo di strada che c'è tra noi e la felicità, e per me è davvero così, al di là del vincere o del perdere, l'importante è andare a fare sport, perché quando si fa sport comunque non si perde mai, perché si cresce, si impara e si diventa grandi attraverso degli strumenti talmente tradizionali che sembrano quasi desueti, no? Adesso siamo in cerca della tecnologia, invece basta una palla per crescere. Quello che i nostri ragazzi devono capire è che ci deve essere il talento, ci deve essere la tecnica per ogni sport che vai a fare, però il patrimonio più importante che un atleta e uno sportivo ha è la propria salute e lo star bene con il corpo. Quindi saluto proprio con grande entusiasmo questa iniziativa e la nascita di questo reparto, che può essere un aiuto non solamente per quanto riguarda, come ho sentito, le visite per dare idoneità ai ragazzi per poter fare sport, ma li può seguire anche poi nel proseguo della loro attività. Lo sport insegna tanti valori, te lo insegna in un modo semplice, giocando e divertendoti. Per cui io dico a tutti i ragazzi di fare sport perché è molto importante, ti insegna anche a crescere, a diventare uomo o donna, e soprattutto per una qualità di vita, anche per un domani. Non c'è bisogno di diventare dei campioni, a volte si vince, bisogna però anche saper perdere per crescere. Però praticare proprio sport per un domani, più per la qualità di vita, perché è molto importante per avere meno problemi poi in età avanzata. Non devo dirlo io, i signori in camice, che ogni investimento, ogni euro che si investe nello sport è provatamente un risparmio di 10 euro per quanto riguarda la sanità tradizionale, e quindi lo sport è una semina straordinaria per un raccolto straordinario. Voi siete semina e raccolto, perché vi occupate della medicina sportiva. Come sindaco della comunità di Sonego, contentissimo di vedere l'ospedale che comincia a riaprirsi, comincia ad avere altri reparti, attività nuove, essere punto di riferimento per la medicina dello sport per la provincia di Verona. Questo chiaramente ci inorgoglisce e ci fa ben sperare per il nostro ospedale.